In Sicilia sarà possibile pagare gli arretrati del bollo auto senza sanzioni né interessi fino al 31 di ottobre. Lo prevedono le agevolazioni previste dalla norma stracciabollo varata da quanto contenuto nella legge regionale dello scorso luglio. Il pagamento agevolato della tassa automobilistica, dichiara il presidente della regione Renato Schifani, è una misura di grande successo che ha reso la Sicilia un modello anche per chi ci guarda da fuori. Lo stracciabollo ha generato introiti notevoli per le nostre casse, tendendo la mano ai cittadini che volevano e vorranno mettersi in regola. Secondo Marco Falcone, l'assessore all'economia, è stata una misura particolarmente apprezzata anche perché agevola i proprietari di un'auto in una fase di rincaro generalizzato dei prezzi. Non escludiamo, afferma, che chi si sarà messo in regola potrà in futuro usufruire di altre agevolazioni allo studio della regione per proseguire su una politica incentivante e non solo sanzionatoria nei confronti dei siciliani. Lo stracciabollo, ricordiamo, è rivolto alla propria esposizione debitoria relativa alla tassa automobilistica regionale, sia per le partite già iscritte a ruolo per gli anni di imposta 2016-2020 che per le partite che saranno iscritte a ruolo entro l'anno per l'anno di imposta 2021. Il canale di pagamento resta quello già attivato dalla regione nelle delegazioni ACI e nelle agenzie di pratiche autorizzate nelle 9 province siciliane. Per aderire alla regolarizzazione stracciabollo, il contribuente senza necessità di istanza dovrà effettuare entro il 31 di ottobre 2023 il pagamento esclusivamente presso tali sedi, specificando la targa del veicolo e l'anno di imposta che intende regolarizzare.